sicuramente un po' la mano in bocca è rimasto perché abbiamo preso un minuto dalla fine, però comunque giochiamo contro una bella squadra, noi anche mancava qualche giocatore, bene o male sono già 2 o 3 anni che giochiamo insieme, quindi riusciamo anche in 8 a soccombere le mancanze. Abbiamo fatto belle azioni, faccio i complimenti al portiere della Pisana, De Bernardo, che fargli gol è tosta, e questo un bel pareggio alla fine che resta un po' amaro in bocca, però contro una bella squadra di Davide che può fare bene anche quest'anno in questo campionato. Sicuramente ci abbiamo fatto tutti qualche sacrificio in più, come Bertoldi, come anche me stesso. Ho dato un po' più di mano in difesa del solito perché dovevamo fare questo. Mirko ci ha dato una grande mano come sempre, fa là, ci tiene la palla da solo, combatte, fa gol. Mirko in questo momento è fondamentale per noi. No, quello no, ci mancherebbe, lo fa per la squadra, ci tiene svegli, però che devi fare, hanno squalificato, anche se è un po' dubbia come cosa, però andremo contro la Roma Calciotto come siamo andati oggi, compatti, con un po' più di testa del solito per tenerci, perché siamo anche meno, per tenere un po' più di forze, per arrivare fino all'ultimo minuto col passo giusto, perché sennò se ti spari tutte le cartucce al primo tempo in 8 è tosta. Sappiamo che la Roma Calciotto è una bella squadra, abbiamo perso, abbiamo vinto l'anno scorso, è una partita da vedere come tutte le altre. Grazie a Rocco Giordano.